Quinta corsa, confronto gentleman molto interessante che vede al via 7 soggetti sul miglio: Zolabad, Tarantella Ferm, Viperina Spin, Demon Bar, Veleno Stecca, Ultras Griff in prima fila, Van Helsing Font in seconda linea. In partenza sono veloci Tarantella Ferm, Viperina Spin e Ultras Griff che si avvantaggia, cerca di sfondare, ma Tarantella Ferm rientra con il vantaggio del numero 2 e guida dunque Tarantella Ferm nei confronti di Viperina Spin che si accoda davanti a Ultras Griff. Poi vediamo Zolabad 200 in 14,3 e viene all'esterno subito Van Helsing Font. Intanto guida Tarantella Ferm al completamento dei 400 metri in 29,4, ha rallentato con un 15,1 di secondo parziale, mentre al largo Van Helsing Font raggiunge Viperina Spin. Al largo c'è anche Veleno Stecca, terza posizione per Ultras Griff, 45,1 il passaggio ai 600, con in coda intanto Zolabad e Demon Bar, gli 800 che volano via in 59,3. Vediamo sempre Tarantella Ferm a fare l'andatura quando siamo sulla penultima curva, a metà della quale in seconda posizione Viperina Spin cerca di contenere Van Helsing Font, il chilometro in 1,13,7. Tarantella Ferm si mantiene nettamente in vantaggio sulla coppia formata da Viperina Spin e Van Helsing Font. Poco più di 400 alla conclusione, in vantaggio è sempre Tarantella Ferm, nessuno riesce ad avvicinarla a 400 dalla conclusione. Sembra mollare la presa Van Helsing Font, rimontato all'interno da Viperina Spin e Ultras Griff. Completamento della piegata con Tarantella Ferm che ha 2 lunghezze di margine nei confronti di Viperina Spin, poi Ultras Griff, finale con Tarantella Ferm che è in vantaggio, è però un po' ferma e nelle battute conclusive lo scatto di Ultras Griff che sul palo emerge sulla stessa Tarantella Ferm, mentre al terzo finisce vicina Viperina Spin, 1,13,1, 29,4 a chiudere dopo un 28,4 di penultimo quarto. La vince Ultras Griff in open stretch. Andiamo a rivedere le fasi finali. Sposta Viperina Spin, a mossa è fondamentale perché ci si butta Ultras Griff e nel finale Ultras Griff riesce a prevalere per vincere sulla stessa Tarantella Ferm che contiene di misura Viperina Spin, che finisce al terzo posto. 6, 2, 3 l'ordine d'arrivo di questa quinta corsa riservata ai gentleman. La vittoria per Ultras Griff e Thomas Manfredini. Training di Andrea Vitaliano, mentre la regia ci mostra nuovamente le immagini della retta d'arrivo, quando Van Helsing Font cede dopo un percorso interamente scoperto, sposta invece Viperina Spin e la mossa giusta però è quella di Ultras Griff che all'interno si lancia per vincere nettamente sulla stessa Tarantella Ferm e Viperina Spin.